Siamo stati aggrediti, non volevo uccidere, le prime parole di Badr Rouaji, uno dei due giovani in carcere per l'omicidio di Lorenzo Cristea, accoltellato a morte a Castelfranco. Questa mattina l'incontro con il suo avvocato. Prime parole anche per Alessandro Bortolami, che ha rischiato la vita sotto i fendenti. Il ragazzo di Zero Branco a vuoti di memoria, ma ricorda alcuni istanti terribili, rannicchiato e pieno di sangue, ha avuto paura di morire. Il 60% delle denunce presentate dalle aziende artigiane trevigiane riguarda i reati informatici. L'allarme di Confartigianato, cybercriminalità ormai il pericolo numero uno. Ancora svastica e covolo di Pederobbe, imbrattato per la terza volta il murale dell'artista Diego Montagnier, un video immortale irresponsabile, appello dell'artista: si faccia avanti, non cerco vendetta. Intanto sempre a Pederobbe il comune era spunta sull'antenna 5G delle polemiche, accordo con la società verrà spostata lontana dalle case e dal cimitero. Da diverso trattamento per i comuni, la preoccupazione per affluenza e costi. Zai accetta ma critica il parere del Consiglio di Stato sul voto delle regionali in autunno. De Caro lapidario: la legge è chiara, la tensione resta anche sul candidato. Proseguono a Treviso i lavori per la costruzione del nuovo ponte Ottavi. Il sindaco Conte dopo il sopralluogo, cantiere finito entro luglio. Il governatore Zai ha invito ufficialmente Papa Leone XIV in Veneto per trascorrere le vacanze a Lorenzago, ricordando i soggiorni in Cadore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Partita con l'alzabandiere e con gli onori ai caduti la 96esima giornata nazionale degli Alpini. A Biella già tanti trevigiani, una Tregioni che Antena 3 seguirà in diretta. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano ancora la cronaca, ancora l'omicidio di Castelfranco. Siamo stati aggrediti, sono le prime parole del 19enne in carcere per l'omicidio di Lorenzo Cristea, il giovane accoltellato a morte dopo la serata in discoteca. Questa mattina l'incontro con il suo avvocato difensore. Fabio Crea, sentiamo. Ritengo che la cosa in questo momento più importante, o che si può dire anche perché sarebbe confortato da quello che ho potuto vedere dagli atti della misura cautelare, è che non c'è stata un'iniziativa da parte dei due ragazzi nei confronti dell'altro gruppo, ma è vero invece il contrario. Sono loro, come emerge dagli atti, che sono scesi dall'autovettura dopo aver visto i due ragazzi. Dopo la lite in discoteca, la rissa è scoppiata nuovamente fuori lungo via Pagnana, ad oltre 800 metri dal locale. Ad innescare l'aggressione probabilmente una provocazione, ma su questo Badr Rouaji, il 19enne accusato di omicidio volontario, tentato omicidio e rissa aggravata, ha fornito la sua versione all'avvocato Fabio Crea, che ha incontrato in carcere. Sono stati aggrediti, sostanzialmente, questo che lui riferisce? Sì, sostanzialmente sì. Peraltro il video, i frame che sono stati diffusi, adesso ancora noi non li abbiamo a disposizione, lo avremo fra qualche ora, sembrerebbe dimostrare l'esistenza comunque delle colluttazioni, e certamente c'era un gruppo più numeroso e invece non lo definirei gruppo, ma due ragazzi che invece numericamente erano in una situazione di sproporzione numerica rispetto agli altri. La certezza è che un ragazzo, Lorenzo Cristea, è morto dopo essere stato attinto da 3 fendenti letali. Si attendono intanto gli accertamenti sui coltelli trovati nel luogo del delitto e consegnati al RIS di Parma. Sul coltello non abbiamo ancora fatto gli approfondimenti con lui, mi riservo di farlo successivamente. Il coltello ritrovato nell'immediatezza, in presenza di tracciamatiche, mi sembra abbastanza inequivoco che sia una delle armi utilizzate per i fatti delittuosi. Il secondo, ritrovato a distanza di tempo e senza macchie ematiche, su quello invece credo che siano assolutamente necessari degli approfondimenti. Nelle prossime ore dovrebbe essere svolta dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto anche l'autopsia sul corpo della giovane vittima, mentre continuano le indagini dei carabinieri per chiarire i contorni di questa ennesima tragedia che coinvolge giovanissimi. Sono 9 i ragazzi indagati, i 2 arrestati, Badr Rouaji e l'amico Taha Benani, 21 anni, accusati degli stessi reati, mentre il gruppo dei giovani italo-rumeni deve rispondere di rissa aggravata. Non sono state indagate le 2 giovani che al momento della tragedia erano rimaste in auto. Rispetto alla vittima ha detto qualcosa? Assolutamente dispiaciuto, non era qualcosa che si voleva che accadesse, anche se sul suo protagonismo delittuoso e sull'azione questo sarà necessario fare degli approfondimenti. A parlare anche dalla stanza d'ospedale con il pubblico ministero Alessandro Bortolami, il 22enne di Zero Branco, che è stato anche in pericolo di vita in questi giorni per i fendenti subiti. Ricordo di essere stato a terra ferito e ho temuto per la mia vita.
Tanti non mi ricordo, ha dei buchi neri Alessandro Bortolami, il 22enne di Zero Branco che per 2 giorni ha combattuto tra la vita e la morte dopo essere stato accoltellato. Trasferito in chirurgia ha parlato con il pubblico ministero Giulio Caprarola. È ancora molto provato, ci racconta il suo avvocato. Lui il primo ricordo che ha dopo essere stato attinto dalle lame di questi aggressori o di questo aggressore è esclusivamente dato e costituito dal ricordarsi di essersi trovato rannicchiato a terra, dolorante, sofferente, con copiose perdite di sangue, aver chiesto aiuto, aver fortemente temuto in quei frangenti per la propria vita e essersi attivato tramite gli amici per essere trasportato in ospedale qui a Castelfranco. Il giovane ha sentito del litigio all'interno della discoteca ma ha spiegato di non essere stato presente. Non ha saputo riferire al riguardo né la natura né le modalità di questo litigio, se si sia sviluppato con implicazioni, contatti fisici o solo verbalmente. Da questo punto di vista lui, non avendo assistito, ha poi subito la decisione del locale, degli addetti alla sicurezza di essere cacciati e spediti fuori dalla discoteca. Sia il suo gruppo che i 2 ragazzi arrestati sono stati invitati dai bodyguard ad uscire dal locale. Alessandro ricorda di aver fumato una sigaretta. Tutto sembrava tornato alla calma. I 2 giovani nordafricani, che erano arrivati in discoteca in auto con amici, si stavano allontanando a piedi. Questo perché la macchina con la quale erano arrivati se n'era già andata, ma la tragedia era dietro l'angolo, pochi metri, ed è scattata l'aggressione. Alessandro ha saputo solo qualche ora fa della morte dell'amico Lorenzo. Era notevolmente scosso, notevolmente addolorato, anche perché prima appunto di ieri mattina non lo sapeva e immaginavo, comunque si augurava che, seppur gravemente ferito, avesse magari subito lo stesso iter, lo stesso percorso di recupero che aveva lui, ed è stato si è trovato in una situazione di totale spossamento psicologico e fisico. Dobbiamo capire come sia potuta accadere una tragedia simile, spiega il legale. E si tratterà di comprendere con esattezza chi ha dato l'inizio alla vicenda, come si è sviluppata e poi come si è arrivati purtroppo a questo triste e nefasto esito finale. Ancora la cronaca, ma parliamo di cybercriminalità che per le aziende artigiane della marca trevigiana è davvero il pericolo numero 1, lo dicono i dati allarmanti. Il 58,8% delle denunce presentate dalle aziende trevigiane riguarda reati informatici. In pratica, 6 reati su 10 ai danni delle imprese sono condotti attraverso internet. La cybercriminalità rappresenta ormai il pericolo numero 1, il canale preferenziale utilizzato dai malviventi. Lo scopo è quello di acquisire soprattutto i dati e le identità. Il furto di identità è la cosa principale, perché tramite l'identità poi fasulla, che può essere di un'azienda o di una persona, il criminale può andare a riscuotere cifre oppure può andare a filtrare altri tipi di informazioni delicate. Molte volte questo tipo di reato non è conclamato, quindi chi subisce il furto di identità non è consapevole, perché non è ovviamente un obiettivo dell'hacker renderlo pubblico e noto. Confartigianato Imprese Marca Trevigiana ha reso noto che nel 2023 le aziende della provincia hanno presentato 8.000 denunce per un campionario che comprende furti, rapine, estorsioni, contraffazione e violazione della proprietà intellettuale, ricettazione, riciclaggio, usura e danneggiamenti. Il dato generale è in crescita del 2,3%, ma niente cresce tanto quanto i reati informatici e la consapevolezza delle aziende di doversi difendere. Già per legge è prevista un'importante attenzione verso la parte di cyber security, almeno a livello di governance. Questo va accompagnato poi di un'infrastruttura dove la cyber security non può più essere considerata soltanto il firewall anti-spam, ma bisogna dotarsi di strutture che riescano a proteggere sia dagli attacchi esterni che poi anche da quello che è il social engineering, ovvero sia la parte di hacking che viene condotta sulle persone direttamente. Le persone sono l'anello debole all'interno di un'azienda, per cui la loro formazione, compresa la simulazione di subire un hackeraggio, sta diventando basilare. Se una connessione internet rappresenta una finestra aperta sul mondo e se il mondo chiede continuamente di essere connessi in rete, si può capire quanto il rischio sia alto in un contesto in cui il pericolo può arrivare da ovunque.
Oggi c'è un forte incremento, per esempio negli attacchi tramite QR code, sono più del 25% a livello mondiale, quindi tutti quanti quelli che noi troviamo QR code per velocità, per linkarci da qualche parte. C'è un aumento sugli attacchi voice, quindi il phishing cosiddetto, ovvero impersonificazione di altre persone per rubare dati, informazioni o anche denaro. E poi ci sono adesso, è stato riscontrato anche un aumento entro il 15% degli attacchi condotti tramite intelligenza artificiale. Svastica, una svastica per imbrattare un murale, nel caso specifico il murale dell'artista Diego Montagnieri in via Matteotti a Covolo di Pederobba. È la terza volta che accade, stavolta però il vandalo è stato immortalato in un video. Bomboletta in mano, eccolo che arriva, cappuccio calato in testa, l'autore delle svastiche. 10 di sera, giunto a piedi, indisturbato, comincia a disegnare il simbolo nazista. Nuovamente colpito il murale di via Matteotti a Covolo di Pederobba. Continua a farmi queste svastiche, è la terza volta che mi fa svastiche su tutti i due lavori. Io sì, ho messo una piccola telecamerina. A parlare è l'artista che per l'ennesima volta vede deturpato il suo murale, nato con l'intento di abbellire e ridare luce a un angolo di paese grigio. In questo momento mi sento un po' solo perché praticamente anche un mio amico mi ha detto: Diego, ma cosa te ne frega, tanto ti hanno pagato, hai fatto i due lavori, cioè non sono più problemi tuoi. Ma io penso, sono dell'idea che, cioè, in senso, chi vuole essere una persona buona non deve solo non far del male a nessuno rigardito, cioè dovrebbe agire tentando di fare qualcosa per il bene della società. Chi abita lì in zona, nessuno mi dice niente, nessuno sa niente, nessuno mi dà una mano, insomma, su dirmi chi può essere stato, che poi sto ragazzo da quello che ho visto io ha fatto la svastica alle 10 di sera, non è che sì, poi va a piedi, quindi abita là in zona. Amarezza e senso di impotenza e l'amministrazione a far scattare la denuncia contro ignoti dopo le diverse segnalazioni già fatte ai raid vandalici precedenti. Atti che sembrerebbero di matrice ideologica. Non molla Diego Montagnier, che nelle 2 volte precedenti in cui erano stati imbrattati nei mesi scorsi anche spazi pubblici e cartelli, era andato personalmente a ripulire i suoi murales. Era stato proprio lui a aver posizionato delle piccole telecamere per controllare le sue opere, immagini che hanno restituito la sagoma del giovane autore delle svastiche. Nell'atto vandalico però una di queste è stata anche rubata. Ormai siamo una società fatta di robot, hai capito? Cioè di gente che ognuno riga per la sua strada, nessuno aiuta nessuno, ecco. Io penso che anche i genitori di questo ragazzo sappiano chi è. Infatti faccio un appello, dico che se sanno che il suo figlio ha fatto queste cose qui, che mi chiamino pure, se ne parla. Ripeto, non è che cerco vendetta, hai capito? Non è che se ne parla, è importante che non lo faccia più, ecco. Ovviamente si prenderà un po' di provvedimenti, ma adesso non è che l'importante è che si trovi. Per chi deturpa il reato è di imbrattamento con l'aggravante delle finalità di odio etnico o razziale e può essere punito con una pena fino a 5 anni. Chissà dunque se il giovane si farà avanti da solo o il lavoro dei carabinieri per l'identificazione dovrà continuare. Intanto, sempre a Pederobba, il caso dell'antenna 5G vicino al cimitero a Covolo, l'antenna delle polemiche, trova una soluzione, la spunta il comune. Sentite. Un confronto durato mesi, quello che ha visto contrapporsi la società incaricata all'installazione dell'antenna 5G e il comune di Pederobba e che ora vede la fine. Dopo il no secco dell'amministrazione per il posizionamento dell'antenna davanti al cimitero di Covolo con tanto di ordinanza comunale che aveva bloccato il cantiere e l'ispezione dei tecnici arrivati da Roma, si è raggiunto un accordo di concerto con la società che prevede lo spostamento della stazione radio base di circa 80 metri. Un arretramento che renderà la struttura meno impattante dal punto di vista paesaggistico e più lontana alle abitazioni. Questo accordo è stato certamente facilitato dall'attivazione da parte della provincia di Treviso di Infratel, la società appunto incaricata di gestire e di mettere a terra il piano 5G, di un tavolo di lavoro insieme a Inuit e agli altri soggetti coinvolti, Contarina e l'Associazione Comuni Marca Trevigiana, nell'ambito del quale si sono proposte soluzioni fattive non solo per Pederobba ma per molti altri comuni coinvolti da questo piano nell'ambito della provincia di Treviso. Nelle ultime ore gli incontri nell'ambito dei quali sono stati sciolti i nodi, recepite le richieste dell'amministrazione comunale che richiedeva lo spostamento ai margini dell'area individuata, impegnandosi a garantire tempi celeri alla società per le nuove autorizzazioni. L'accordo raggiunto a Pederobba dimostra come la collaborazione tra istituzioni, in particolare Infratel con l'ingegner Piccinetti, sia sempre foriero di risultati che vanno a vantaggio del territorio e dei cittadini.
È un braccio di ferro invece che continua quello sulla politica, parliamo di Lega e Fratelli d'Italia, sul piatto c'è il parere del Consiglio di Stato sul voto in autunno per le elezioni regionali, ma anche e sempre la tensione sul candidato nel centrodestra. Ne prendo atto, le leggi si rispettano, dopodiché devo anche sottolineare che comunque questo governo ha prorogato con una legge tutti i comuni che sono stati eletti nel 2020, non all'ottobre come accade per noi, novembre 2025, ma andranno a votare con una proroga di più di 6 mesi nella primavera, quindi sarà aprile-maggio del 2026. 24 ore dopo, lo Zaia post Consiglio di Stato è decisamente meno asettico rispetto al grazie della stringata nota successiva al parere che stronca ogni velleità di prorogare la Giunta al 2026. Rispettiamo la legge, dice il governatore, ma è chiaro che il colpo incassato fa male se lo stesso Zaia sembra voler accusare il governo di 2 pesi e 2 misure tra il via libera alla proroga del rinnovo delle amministrazioni comunali e il no alla regione. Di più. Io sono assolutamente preoccupato del fatto che mandando l'elezione alla regione da sola in autunno, che non è un periodo dove noi comunemente andiamo a votare, c'è un grande rischio di affluenza alle urne e quindi se ci fosse un calo di affluenza alle urne sarebbe questa la motivazione. E dall'altro dei costi, perché se avessimo messo assieme le elezioni comunali della primavera 2026 con le elezioni regionali che ci toccherà fare in autunno, avremmo sicuramente risparmiato un sacco di milioni di euro. E paradossalmente, ma ormai fino a un certo punto, la punzecchiatura a stretto giro non arriva soltanto dall'avversario naturale, il centrosinistra, che ha parlato della fine del surreale tentativo di giocare con la democrazia, ma anche dall'alleato sempre più scomodo, i meloniani. Il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, ribadisce: l'interpretazione che arriva dal Consiglio è chiara. Ci sono contesti nei quali la proroga è ammessa e altri, come le regioni, nelle quali non è ammessa. Tradotto, è assurdo paragonare i comuni che gestiscono un potere limitato alle regioni che hanno ben altro peso su tutti i fronti e per le quali la legge vuole evitare concentrazioni di potere per troppo tempo. Frizioni che non si esauriscono perché, ora che almeno una finestra temporale c'è, il nodo candidato diventa sempre più stringente. A Milano il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, azzarda: il Veneto io credo che debba rimanere alla Lega, credo che la cosa sia stata chiarita e credo che rimarrà alla Lega. Come se un accordo, insomma, fosse già in piedi. De Carlo replica: non capisco a che titolo parli Fontana, che non è né un dirigente apicale veneto né ha a che fare con i dirigenti provinciali del territorio. E chiudo con una battuta: verrebbe da dire che, come al solito, i conti della Lega si fanno a Milano. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per settimane di fuoco. Stanno litigando a schiaffoni tutti i giorni. Il Consiglio regionale è un osservatorio incredibile, numeri legali che vengono fatti mancare, commissioni che non si riescono a fare, assessori che non presidiano le sedute, cioè che la maggioranza sia non soltanto alla fine della legislatura ma anche alla fine di una stagione politica mi sembra molto evidente. Ma Camani sa bene che la quadra deve essere trovata anche nel centro-sinistra, perché i tentativi andati a vuoto su Antonella Viola e Achille Variati raccontano anche qui di un campanello d'allarme. Stiamo concludendo il programma elettorale, abbiamo consultato i nostri iscritti simpatizzanti elettori nella giornata delle primarie delle idee e dunque ci manca solo scegliere la candidata o il candidato e siamo prontissimi per la competizione elettorale. Prontissimo il centro-sinistra, prontissimi anche i nostri Lucio Zanato e Alberto Pivetta a Biella. Allora apriamo una finestra sulla 96esima adunata nazionale degli alpini, i nostri inviati il primo giorno, fra poco vedremo più tardi i primi eventi di oggi, l'alzabandiera e quant'altro, però raccontaci in diretta intanto quanti trevigiani ci sono e cosa sta succedendo. Buonasera Nicola, intanto ti dico che con questo gesto l'adunata degli alpini per Antena 3 inizia qui da Piazza Duomo. Con Alberto Pivetta facciamo vedere la fine della cerimonia serale, la fine della cerimonia ufficiale del venerdì, ovvero l'uscita del labaro nazionale e soprattutto poi naturalmente dei labari delle diverse sezioni. Ti dico subito che gli alpini, le famiglie, insomma le penne nere hanno invaso pacificamente la città di Biella e parliamo già di oltre 200
200-250.000 persone già accampate, già presenti tra il centro di Biella e i comuni limitrofi di questa provincia. Come vedete c'è il passaggio, sostanzialmente l'uscita da parte del picchetto in armi, come vedete la cerimonia ufficiale che veramente vale la pena vedere nella sua interezza, proprio per la precisione con cui si procede nell'uscita dallo schieramento. Dicevo, veramente una donata che già adesso si fa piena di penne nere, e c'è anche un avviso da parte dell'organizzazione che ci ha pregato di dirlo a tutti i nostri telespettatori, a chiunque ha intenzione di venire a Biella nei prossimi giorni, soprattutto i pullman della domenica, di registrarsi, perché il casello di Biella potrebbe intasarsi e di conseguenza creare dei notevoli problemi sia per quanto riguarda la viabilità sia per quanto riguarda poi la presenza nella domenica mattina per lo sfilamento. Quindi importante soprattutto per i pullman che hanno intenzione di arrivare la domenica mattina qui a Biella di registrarsi presso il sito dell'ANA, mi raccomando, questo per quanto riguarda la viabilità. Per il resto tutto si sta svolgendo nella maniera migliore e con grande precisione, potremmo definire. Allora noi, prima di ridarti la linea, perché so che hai un servizio da far vedere legato all'inizio di questa prima 3 giorni della Donata Nazionale degli Alpini, ovvero con l'alzabandiera, volevo arrivare qui perché non so se avete notato, ci sono gli alpini della sezione di Conegliano. Perché siete qui? Perché siete venuti a vedere per prepararvi poi tra un mese? Certamente, tra un mese siamo al Conegliano per il nostro centenario, il nostro Triveneto, quindi siamo qui a portare il nostro saluto alla città di Biella e per vedere qualcosa da imparare, da fare. Un primo commento, di questa 3 giorni. Bellissima, bella. Bellissima. Quanti fra avete trovato? Abbastanza. Quanti fra avete trovato? Tantissimi. E poi c'è veramente un'invasione di trevigiani e di veneti, qui ho visto tantissima gente. Ecco, noi cercheremo di raccontarvi questa adunata nazionale anche con i prossimi appuntamenti che sicuramente tu racconterai, e con questo ti restituisco la linea. Qui da Biella è tutto, a te. Grazie al nostro alpino Lucio Zanato, grazie anche a Alberto Pivetta. Allora, come è iniziata la adunata nazionale degli alpini oggi a Biella? Lo racconta il prossimo servizio. Si apre sotto la pioggia la 96esima adunata nazionale degli alpini, che sta portando a Biella decine di migliaia di penne nere. L'evento è iniziato con l'alzabandiera e con gli onori ai caduti, in un'atmosfera di grande emozione e di enorme aspettativa per quello che accadrà nei prossimi giorni. Negli occhi e nel cuore di tutti passano infatti ancora le immagini della Dunata di Vicenza, considerata fra le più belle e gloriose di sempre. Se il buongiorno si vede dal mattino, nonostante la pioggia, veramente tanta gente presente, sia all'alzabandiera, sia qui all'onore ai caduti, sia durante la sfilata del trasferimento. Io credo che Biella ha dimostrato tutto il suo affetto agli alpini. Gli alpini, voglio dire, che già da oggi stanno contraccambiando veramente alla grande. Sarà una grande bella Dunata, condivisa, fatta in amicizia, con quel segno di speranza che noi abbiamo lanciato per questa Dunata. La Dunata è il luogo di ritrovo di tanti vecchi che hanno servito la patria e vogliono rinsaldare i legami di amicizia straordinari creati durante la Naia. Ma è anche un momento fondamentale per gli alpini in armi, che ogni anno ricevono a Bassano del Grappa il cappello con la penna come simbolo di appartenenza. L'Associazione Nazionale degli Alpini è per noi fonte di gioia, di allegria, ma anche sono custodi dei nostri valori, ci ricordano da dove veniamo, ci ricordano qual è la nostra eredità, la nostra storia, quindi questa Dunata è anche il modo per insaldare questi legami tra l'Associazione Nazionale Alpini, tra alpini che hanno servito con noi, insieme a noi, alpini in armi tanti anni fa, e per ricordarci quanto è bello portare il cappello con la penna. Taglio del nastro anche per la Cittadella degli Alpini, uno spazio di 20.000 metri quadrati allestito dalle truppe alpine per illustrare gli equipaggiamenti storici e moderni del corpo, dagli elicotteri ai droni. Tanti alpini stanno partendo dal Veneto proprio in queste ore. C'è chi va a Biella in auto, in camper, con i bus organizzati e con mezzi molto più spartani. Ma tutti sono accomunati dal grande spirito delle penne nere, spirito di sacrificio, di appartenenza, di solidarietà e, perché no, di convivialità.
E allora lo diceva anche Lucio Zanato, si entra nel vivo della 3 giorni alpina e da domani, a parte questi primi flash, da domani già dalla prima edizione, quindi dalla mattina, costanti collegamenti con i nostri Lucio Zanato ma anche Omar Costantini per raccontare le tante voci degli alpini. Ci sarà una prima serata domani sera alle 21 dedicata proprio agli alpini con tutti gli eventi della serata e poi domenica, come vedete anche in sovraimpressione, dalle 7:30 la diretta della giornata clou, lo sfilamento delle penne nere per tutto il giorno fino al passaggio della stecca, quindi restate con Antena 3 per il racconto di questa straordinaria adunata nazionale di Biella, aspettando poi la Triverità di Conegliano. Andiamo velocemente in pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Proprio in diretta ieri vi abbiamo raccontato l'elezione del nuovo pontefice Leone XIV e abbiamo sentito anche in diretta nel telegiornale di Treviso le parole, il primo commento del vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Ma oggi i trevigiani cosa dicono del nuovo pontefice? Sentiamoli. Mi ha fatto una bellissima impressione, veramente ieri quando l'ho visto mi ha rasserenato. Per quale motivo le ha fatto una buona impressione? Così, prima colpo d'occhio, non lo so, proprio all'istante. Sono molto preoccupata perché è americano. E perché? Cosa le preoccupa? Mi preoccupa la dipendenza del mondo e anche della Chiesa, che sembrava fuori del mondo, dagli USA. C'è una dipendenza o psicologica o reale, questo non lo so. Sull'elezione di Leone XIV le opinioni possono essere diverse, ma sostanzialmente tra la maggioranza dei trevigiani prevale un sentimento di fiduciosa attesa di poter conoscere meglio il nuovo pontefice. Non so cosa dire, mi auguro il meglio. Sono convinta che Trump abbia avuto a che fare con lui, però... Ed è un bene o un male? Non lo so, vedremo, veramente, non ho idea. Mi pare una brava persona, aperta, ha delle belle esperienze alle spalle, per cui sì, interessante. Secondo lei? Diciamo che mi è piaciuto molto, è stato inaspettato. E il fatto che sia americano, per esempio, che novità può introdurre? Penso un migliore rapporto con l'America proprio. Penso che parzialmente sia stato scelto anche per questo, proprio, per migliorare i rapporti con l'America. Anche secondo lei? Beh, sicuramente l'esperienza internazionale è sempre qualcosa di nuovo, per cui aiuta sicuramente. In Piazza dei Signori ci sono anche alcuni turisti. Lui è svedese, un paese in cui la religione predominante è il cristianesimo luterano. È una cosa buona abbiano eletto il Papa, dice, ma non so con quale criterio abbiano scelto un americano. Leon XIV. Ha avuto l'idea di un papa che sa parlare con la gente, questo turista che arriva dalla Lettonia e poi, scherza, ha 69 anni come me. Il fatto che Parolin non sia stato eletto l'ha delusa? Non delusa, ma tutti ci aspettavamo un po' meno, che conoscevamo perché aveva già dei ruoli importanti. Io avevo quasi speranza che fosse Zuppi, mi piace un po' di più però di fatto. Vedremo se poi cambieranno idea sul pontefice. Restiamo a Treviso, proseguono infatti i lavori per la costruzione del nuovo Ponte Ottavi e il sindaco Conte annuncia il cantiere finito entro luglio. Iniziati a luglio dell'anno scorso si avviano alla conclusione a Treviso i lavori per la realizzazione del nuovo Ponte Ottavi che collega i quartieri di San Giuseppe, Sant'Angelo e Santa Maria del Sile. Oggi la posa in opera delle travi che strutturano l'imponente opera, un ponte che misura 35 metri di lunghezza e oltre 20 di larghezza, perché alle corsie per le auto sono state affiancate anche 2 piste ciclabili laterali, un'opera propedeutica alla realizzazione dei sottopassi di Viale Cacciatori e Via Benzi, fondamentali per risolvere la viabilità di quest'area di Treviso. A Ponte Ottavi i lavori dovrebbero concludersi entro un paio di mesi. Conto di riaprirlo entro fine luglio, anche aprendolo entro fine luglio siamo un mese in anticipo rispetto al cronoprogramma. L'appello che ho fatto all'impresa, che sta lavorando francamente molto bene, è quello di fare prima possibile. Sono molto soddisfatto di quest'opera, se riusciamo ad aprirlo anche un mese prima sarò ancora più soddisfatto.
E a proposito invece di trasporto pubblico, passiamo dalle opere alla mobilità. MOM ricorda che tra pochi giorni cambierà il trasporto pubblico trevigiano. Lunedì 12 maggio infatti prenderà il via MOM Plus, il nuovo servizio a chiamata con percorsi orari flessibili che subentrerà in determinate fasce orarie e zone di copertura al servizio di trasporto pubblico tradizionale. MOM Plus sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21, andando a sostituire i servizi della linea 7 e della linea 10 che saranno operative dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 18. Consentirà di muoversi direttamente senza alcun cambio di mezzo tra le diverse zone di copertura del servizio on demand, ovvero nelle aree dove effettuano servizio le linee 7 e 10, Carbonera, Silvana, Mignagola, Pezzan, Sant'Artemio, San Camillo, Treviso Centro, San Lazzaro, Ghirada, a cui si aggiunge Cafoncello. Al fine di promuovere l'avvio del servizio, il personale di MOM sarà a disposizione degli utenti per illustrare tutti i dettagli di MOM Plus nella giornata di domani a Porta San Tommaso durante il mercato cittadino e domenica 11 maggio in piazzetta Aldo Moro a Treviso. Quindi se dovete chiedere qualcosa, avete qualche dubbio, tutte le informazioni, oltre ovviamente che sui siti, domani al mercato a Porta San Tommaso e domenica in piazzetta Aldo Moro a Treviso ci sarà il personale di MOM per spiegarvi come funziona MOM Plus, che inizia proprio da lunedì. E intanto per quanto riguarda DJ10, Notte Europea dei Musei, il 17 e 18 maggio, è previsto un weekend a tutto esaurito con 15.000 persone a Treviso. Chiuderà per 4 giorni il parcheggio del pattinodromo per allestire il villaggio DJ ed è una scelta fatta per non sacrificare il mercato. Treviso scalda i muscoli ed è pronta ad accogliere anche quest'anno la tanto attesa corsa di Radio DJ il prossimo 18 maggio che coinvolgerà l'intera città. Attese 15.000 persone, 5 o 10 chilometri da percorrere in compagnia, camminando o correndo. Nessuna spesa per il comune, ci tiene a precisare il sindaco, solo la messa a disposizione degli spazi. Per questo il parcheggio del pattinodromo sarà chiuso per 4 giorni. L'anno scorso abbiamo sacrificato il parcheggio e il mercato. Quest'anno siamo andati incontro alle esigenze degli operatori mercatali che lavorano, che sono chiamati a un sacrificio il sabato successivo quando poi ci sarà la partenza della tappa del Giro d'Italia, e quindi abbiamo voluto dare priorità agli operatori mercatali sacrificando il parcheggio dell'ex pattinodromo per circa 3 giorni. Quindi mi scuso anticipatamente per coloro che abitualmente utilizzano quel parcheggio, saranno 3 giorni dove bisognerà trovare un parcheggio alternativo. DJ10 che è prevista l'indomani della Notte Europea dei Musei il 17 maggio, musei e negozi aperti fino a mezzanotte. Quest'anno saranno oltre un centinaio perché si sono quadruplicate le adesioni, proprio perché l'anno scorso c'è stato l'assaggio, è stato positivo, quest'anno c'è stata la corsa all'adesione. L'iniziativa dell'anno scorso ha avuto un successo straordinario, soprattutto perché è stato un primo passo per la creazione di un sistema museale cittadino. La città si è messa in una sorta di rete, di sistema, di condivisione di percorso insieme anche al sistema produttivo, quindi andando a creare un'attrattività maggiore per il territorio attraverso quelle che sono le eccellenze culturali e non solo della città. Troppo presto per dirvi che tempo farà in quel weekend 17-18 maggio con la Notte dei Musei e poi la DJ10, ma possiamo dirvi che tempo farà in questo weekend e nelle prossime ore, o meglio ve lo dice come ogni venerdì il generale Giancarlo Iannicelli. In questi ultimi giorni di brutto tempo abbiamo registrato su Treviso una quantità di pioggia pari a quella che normalmente ne cade in tutto il mese di maggio, quindi un periodo molto piovoso, a significare un rimescolamento forte dei strati dell'atmosfera. Ora per riguadagnare la calma ci vuole un po' di tempo, ecco, è graduale la cosa. La pressione è comunque in aumento e questo lascia ben sperare, vedete la carta del tempo, pressione già al di sopra dei valori normali, però siamo circondati da sistemi perturbati, i quali, muovendosi marginalmente, comunque faranno sentire i propri effetti, comunque è sintomo questo ancora di una certa instabilità. Più in dettaglio però prevediamo un fine settimana discreto, un cielo poco nuvoloso, a tratti sereno, con della nuvolosità che potrà essere anche
temporaneamente intensa. Non sono previsti però fenomeni. Nel corso della prossima settimana i primi giorni saranno con queste caratteristiche, poi dovrebbe esserci un peggioramento. I venti saranno deboli, di direzione variabile, e le temperature, le minime rimangono sui 10-11 gradi, le massime finalmente dovrebbero raggiungere i 20-21 gradi. Per quanto riguarda l'Alto Adriatico tende al poco mosso. È tutto. E noi andiamo nel bellunese. E torniamo a parlare di Papa Leone XIV, il nuovo pontefice, perché oggi c'è stato un invito ufficiale da parte del governatore del Veneto Luca Zaia a venire in Veneto per trascorrere le vacanze a Lorenzago di Cadore per ripristinare la tradizione ricordando i soggiorni in Cadore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È invitato alla grande, ma aggiungerei anche di più che c'è una struttura per le vacanze estive a Lorenzago e sarebbe buona cosa riprendere questa tradizione di avere il Santo Padre in vacanza da noi. Tramontato il sogno di un Papa vicentino, il Veneto ora spera che il nuovo pontefice scelga la nostra regione per le vacanze, come prima fecero Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, e su Lorenzago, un piccolo paese del Cadore, si accesero i riflettori del mondo. Era il 1987 quando Papa Wojtyla soggiornò per la prima volta a Lorenzago, trascorrendovi le vacanze estive, primo pontefice a scegliere una meta fuori da Castel Gandolfo, e vi tornò per 6 estati, l'ultima nel 1998. Vacanze di preghiera e di riposo, ma anche giornate segnate dalla grande passione del Papa polacco per la montagna, con escursioni che lo videro salire fin sulla vetta del Peralba. In quella che venne chiamata Piccola Vaticano salì anche Papa Ratzinger, una volta sola nel 2007. Ed ora in Cadore si spera che anche Papa Leone XIV, che ha più volte parlato della sua passione per lo sport, tennis in particolare, ma anche per le lunghe passeggiate, possa scegliere la casa del seminario della diocesi di Treviso accanto al castello di Mirabello per trascorrere, quando sarà il momento, qualche giorno di vacanza. L'invito del presidente della regione è già partito. Certo, da quest'estate, perché noi non dobbiamo perdere tempo, quindi invitato ufficialmente. A Lorenzago non si vede l'ora di poter accogliere ancora un pontefice, qui dove tutto ricorda San Giovanni Paolo II, dal museo ai sentieri all'altare nel bosco, che nel 2014, guarda caso, fu inaugurato proprio dall'allora segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin. Anche a Belluno, nel bellunese, ovviamente la grande festa ieri dopo l'annuncio del nuovo pontefice, con un nome molto particolare. Dopo Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco e adesso Leone XIV. Che effetto le ha fatto? Ma intanto anch'io sono stato preso un po' dalla trepidazione di cercare di sapere chi veniva eletto. E la prima impressione che ho avuto è stata quella di uno, quando l'ho visto apparire alla loggia, una persona molto emozionata, più degli altri che avevo visto, molto emozionata e però dal volto mite. Per la sua elezione sono suonate le campane delle chiese di tutto il mondo e anche quelle del Duomo di Belluno ne hanno festeggiato la salita sul Soglio di Pietro, per la quale ha scelto un nome che ha radici antiche. A me pare che il riferimento potrebbero essere i due grandi leoni, diciamo così. Leone I, Leone Magno, quello che andò ad affrontare Attila per evitare la distruzione di Roma, che siamo nel V secolo, e poi più vicino a noi Leone XIII, l'autore dell'enciclica sociale direi più famosa, comunque che ha segnato l'inizio della dottrina sociale della Chiesa, la Rerum Novarum, Leone XIII dal 1878 al 1903. A Belluno si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine e dei sindaci dei comuni di Setteville e di Val di Zoldo e anche dell'assessore alla sicurezza del comune di Belluno. Nel corso dell'incontro
affrontate situazioni che nei giorni scorsi hanno visto coinvolti minorenni resisi protagonisti di condotte illegali a Belluno e a Val di Zoldo, il caso Baby Gang che abbiamo raccontato. Approfondita poi anche la difficile situazione a Uson di Setteville, dove i residenti sono esasperati dai comportamenti aggressivi di una coppia che vive nella zona, tanto che si stanno valutando quali strumenti siano più idonei per risolvere la situazione. È previsto poi l'aumento, specie nel capoluogo, dei servizi di controllo, anche con il concorso delle polizie locali, di persone, esercizi pubblici e veicoli. Sottoscritti inoltre 2 patti per l'attuazione della sicurezza urbana a Limana e Sospirolo, individuato infine quale prioritario obiettivo l'installazione o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. L'economia e il lavoro. Si è tenuto a Roma il tavolo nazionale per il monitoraggio della ceramica dolomite di Borgo Valbelluna. All'incontro convocato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy hanno partecipato i referenti aziendali, i soci dell'azienda, Invitalia, la Regione del Veneto, la CGIL, CISL e UIL, il senatore Luca De Carlo, il presidente della provincia di Belluno e il sindaco di Borgo Valbelluna. L'incontro ha permesso di ufficializzare il superamento delle difficoltà finanziarie in cui l'azienda si era ritrovata e di condividere gli avanzamenti del piano industriale presentato nel corso del tavolo ministeriale del 16 gennaio, il prossimo appuntamento fissato per il 24 giugno. E adesso parliamo di sanità e parliamo di zecche con il punto dell'ULSS 1. In inverno sembrano scomparire dalla faccia della terra per poi tornare a farsi vive con i primi caldi. Parliamo delle zecche, su cui annualmente l'ULSS 1 fa il punto, visto che il territorio bellunese ne è particolarmente colpito, tanto che la Regione Veneto ha deciso di rendere gratuita la profilassi vaccinale. Ricordiamo che nel nostro territorio bellunese l'anno scorso 50 persone hanno avuto degli esiti, come dire, importanti per quanto riguarda appunto il contatto con le zecche, tra la malattia di Lyme e l'encefalite, e quindi va posta veramente molta attenzione quando si esce, utilizzando tutti quegli accorgimenti utili appunto per prevenire la puntura di zecca. A monte di tutti questi accorgimenti c'è naturalmente la vaccinazione. Zecche, ma non solo. L'incontro promosso dall'ULSS 1 Dolomiti è stato anche occasione di parlare di benessere animale in provincia di Belluno, a cominciare dalla 60ina di controlli che annualmente vengono effettuati presso allevamenti prevalentemente bovini. I 90 sopralluoghi tra allevamenti e abitazioni private, per lo più causati da rapporti di cattivo vicinato, il centinaio di controlli dovuti a morsicature e le circa 500 sterilizzazioni annue di gatti appartenenti a colonie feline. Consideriamo che la realtà è ancora abbastanza tradizionale, quindi la gestione, gli allevamenti intensivi non sono tantissimi, sono comunque di media dimensione. Questo favorisce sicuramente un'attenzione maggiore all'animale e anche alle modalità produttive, nella modalità d'allevamento, quindi sicuramente il territorio è favorevole per avere un benessere, una gestione degli animali accurata e attenta. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.